oltre 3 milioni di lavori per un intervento che punta a riqualificare uno degli asili nido storici della città, stiamo parlando dell'asilo Piarda, soprattutto restituirlo con spazi ridisegnati, più funzionali, più moderni, più sicuri per i bambini e tutti gli operatori scolastici e con il doppio dei posti disponibili. Un progetto che parte con molta ambizione, molto coraggio e che vuole principalmente tenere conto delle esigenze dei più piccoli. Questo, non ce lo nascondiamo, è un servizio storico del Comune di Vicenza, lo testimoniano anche le scritte e le insegne che vediamo nella facciata lungo la Piarda. Questo è un asilo nido comunale fra i più richiesti della città, con liste d'attesa frequenti di anno in anno anche per la proposta pedagogica specifica di questo plesso. Con questi lavori PNRR, in parte finanziati dall'Unione Europea ma anche sostanziosamente finanziati dall'amministrazione comunale, di fatto noi andiamo a raddoppiare la capacità di accoglienza dei bambini in questa struttura. Si passa dai 70 posti attuali a 120 posti nido, quindi di fatto lo vediamo lo scheletro fuori, ma è come se fosse una nuova struttura raddoppiata a 120 posti, quindi con 5 sezioni di nido diventerà davvero una piccola capitale dello 06 in collegamento con le altre strutture della zona. Il cantiere è finanziato in parte col PNRR, 2 milioni e 40 mila euro, ma da subito, da un anno e mezzo fa circa, l'amministrazione ha investito ulteriore 1 milione e 50 mila euro per incrementare il budget e poter svolgere gli interventi richiesti per restituire uno stabile, una scuola storica per la città di Vicenza, ma più funzionale, più rispondente ai criteri attuali sia dal punto di vista della struttura antisismica ma anche dell'efficientamento energetico e molto più funzionale per l'uso dei bimbi del nido. Quindi un investimento molto importante che probabilmente richiederà anche ulteriori risorse prima della fine del cantiere per rendere completamente funzionale questo spazio. Il più grande obiettivo sulle politiche per la famiglia che ci siamo dati è la concentrazione sugli asili nido, sia in termini di riduzione delle rette, l'anno prossimo sarà almeno il 60%, e però anche di aumento dei posti, perché sono ancora tantissime le famiglie che non riescono a entrare all'interno del nido. Ecco, con l'intervento alla Piarda si raddoppiano sostanzialmente i posti all'asilo nido qui in questa scuola storica e fa parte del piano più complessivo che abbiamo messo in campo. Sono lavori che stanno andando molto bene, quindi già dall'anno scolastico 2026-2027 sarà possibile inserire qui i bambini.